448. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Se riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo verità che illumina i popoli, Cristo eleison. Signore vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, affrettandoci verso i beni, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Neemia. In quei giorni tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del 7° mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen. Alzando si inginocchiarono e si con la faccia a terra dinanzi. I Leviti spiegavano la legge e il popolo stava in piedi.
Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Neemia disse: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto,
guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Neemia dal re Artaserse riceve l'autorizzazione di ritornare in Giudea dal paese dell'esilio a Babilonia per ricostruire la città che l'invasione aveva distrutto. L'esilio è finito per il popolo ebreo e la vita del popolo eletto può riprendere. Secondo il disegno divino, la vita del popolo eletto deve continuare, perché dalla stirpe di Davide nascerà il Messia, perché Dio mantiene la promessa e la misericordia del perdono. Ricostruita la città e rifatto il Tempio, i responsabili del popolo, l'attore Neemia, il sacerdote Esdra e i Leviti convocano l'assemblea degli uomini, delle donne, di quanti erano capaci di intendere la legge di Mosè. Per riprendere la consapevolezza dell'identità della comunità ebrea, oggetto della scelta divina, impegnate in maniera nuova all'osservanza del culto del Signore nel Tempio Santo ricostruito. Aperto il libro della legge dal sacerdote, scriba Esdra, tutto il popolo da in piedi che era si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore e risposero Amen, Amen. E così ha avuto nuovamente inizio la tradizione santa del passato. Dai diviti il popolo veniva esortato a non essere tristi, a non piangere e ad esprimere riconoscenza a Dio che li aveva fatti ritornare. Con questo giorno santo Israele ha ripreso fiducia nel Signore, che si era ricordato della sua eredità e delle sue promesse dopo un tempo di smarrimento per l'esilio. È la parola di Dio che i discepoli di Gesù sono invitati ad annunziare mentre il Signore è con loro, e quando il Signore sarà con loro, illuminati e assistiti dallo Spirito Santo. Sarà la pace che proclameranno e il regno di Dio con la salvezza operata dal Cristo con la sua morte in croce, con la sua risurrezione e la sua ascensione al cielo, con la promessa che sarà sempre col nuovo popolo di Dio. I discepoli di Cristo, i credenti, i figli della Santa Madre Chiesa non devono scordare le parole del Maestro per continuare l'evangelizzazione. La messa è molta, gli operai saranno sempre pochi. Pregate il padrone della messe perché non faccia mancare le vocazioni. Gesù predice le difficoltà che incontreranno, paragonando i suoi ministri a quelli ad agnelli in mezzo a lupi. Gesù ricorda ai suoi discepoli di presentarsi al mondo da poveri, austeri, fiduciosi, affidandosi alla grazia di Cristo che li salverà da ogni male, perché siano attenti e preoccupati della salvezza
pazienza e preoccupati a compiere la volontà di Dio, perché si realizzi dovunque il regno di Dio nella fede, nella speranza e nell'amore fraterno. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a questa Eucaristia per farci Suoi discepoli e renderci testimoni della Sua parola. Invochiamolo quindi con fede dicendo: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per quanti nella Chiesa hanno il compito di predicare il Vangelo, perché lo Spirito li rivesta di scienza e di perseveranza e prepari i cuori dei loro fratelli a un sincero e gioioso ascolto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre città, perché la paziente e appassionata collaborazione di tutti divenga luogo privilegiato di un'armoniosa convivenza sempre più aperta e serena, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre famiglie, perché l'adesione amorosa alla legge del Signore e al rispetto reciproco ne faccia luoghi di riconciliazione e autentici laboratori di umanità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, perché illuminati dalla parola e fortificati dall'Eucaristia, ci sentiamo mandati ad annunciare la pace e il regno del Signore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, Signore, la preghiera dei Tuoi fedeli e fa che la Tua parola arrivi ai confini del mondo e si estenda ovunque il regno del Tuo amore. Te lo chiediamo con fiducia per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accogli, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, noi nostra colpa,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del Tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a Te i figli dispersi a causa del peccato, perché il Tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della Tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode. Santo, Santo, Santo. Cielo e terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Della Tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, il presbitero
San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, il padre San Francesco, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono creati. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo il Signore perché non faccia mancare vocazioni sacerdotali e religiosi alla sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Canto 454. Ti seguirò, Signore, e nella tua strada camminerò. Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
della gioia e la tua luce ci guiderà. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria, per Cristo nostro Signore. Ricordo il Santo Rosario alle ore 18. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa gli sguardi tuoi, per una volta sol. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te. O Madre dolce cara,